Buona domenica ai telespettatori di Telecolor, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Il Punto. Questa sera commenteremo i fatti della settimana. Insomma, la volta scorsa, domenica scorsa, abbiamo aperto una finestra, una parentesi sulla politica e le inchieste giudiziarie. Non abbiamo voluto politici nel dibattito e abbiamo affrontato questo argomento, ma domenica scorsa abbiamo anche così lanciato uno spunto per questa settimana, per la trasmissione di questa settimana, che è appunto la questione che riguarda gli aumenti degli stipendi ai deputati regionali, e su questo discuteremo oggi con gli ospiti che vi presento. Alla mia destra Giovanni Burtone, deputato regionale del Partito Democratico. Buonasera Burtone. Buonasera. Porto da te, vengo tra un po'. Buonasera. Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera. Buonasera De Luca. Buonasera. Nuccio Di Paola, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle. Buonasera Di Paola. Buonasera. Tra un po' ci raggiungerà anche Manlio Messina, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ma segue sempre le vicende siciliane. Alessandro Porto è con me in studio. Ciao Alessandro. Buonasera. Saluto anche Francesco Bianco, il collega della DN Cronos, che oggi insomma mi aiuterà a raccontare questa vicenda, ma anche le amministrative a Catania. Poi apriremo nella parte finale della trasmissione anche una parentesi su queste amministrative, proprio sulle amministrative, ma anche adesso voglio il suo parere da legale col pelo sullo stomaco a Peppino Lipera. Buonasera Lipera. Buonasera. Che è qua in veste però di candidato a sindaco di Catania, quindi insomma entra anche nel dibattito politico, lui che non è nuovo. Allora, cominciamo con la copertina curata oggi dal nostro Ottavio Longo, che racconta appunto la questione degli aumenti degli stipendi dei deputati regionali. Oggi dobbiamo essere qua a solidarietà di questi signori che si alzano la mattina alle 6 per venire a lavorare, perché non arrivano a fine mese, non possono pagarsi le bollette, non possono mangiare, non possono fare la spesa. Quindi è giusto manifestare a supporto di questi signori che mischini non arrivano a fine mese con 12.000 euro al mese, anzi erano 11.000 più 1.000, 12.000. Mischini non ce la fanno. Come fanno a pagarsi la bolletta? Come fanno a pagarsi la macchina blu? Come fanno a pagarsi lo yacht? Come, ragazzi? Come? E noi dobbiamo supportare, anzi sono pure poco questi 1.000 euro. È veramente una grande vergogna. Sono 900 euro al mese, che loro dicono aumento ISET e tutte queste storie, che in realtà è una grande vergogna, perché qua c'è gente, come me ad esempio e anche altri, che viviamo con 700 euro al mese. Io esempio la mia famiglia prende, insieme a mia moglie, 700 euro al mese prendiamo di reddito. È una porcata che stanno facendo, perché noi con i soldi che si sono aumentati loro, con le 1.000 euro che si sono aumentati, noi ci cambiamo una famiglia. Ed eccola qua la copertina, insomma è chiara, no? Cioè, quelli sono diciamo dei percettori di cittadinanza che hanno manifestato in questa settimana sotto la regione. È evidente il messaggio parassiti a voi deputati regionali. Partiamo con Giovanni Burtone, poi Cateno De Luca e Nuccio Di Paola, poi entriamo anche nelle dinamiche di questo mancato emendamento abrogato, che è quello che probabilmente poi avrebbe risolto la questione. Burtone. Sì, E questo insomma è fatto il giro d'Italia. Non c'è dubbio che questo tipo di scelta che è stata operata porta rancore, porta protesta. Ecco perché quando c'è stata consapevolezza, perché devo dire una sottovalutazione c'è stata, io sono intervenuto in aula, ho detto che il bilancio dell'Ars era stato sottovalutato da noi parlamentari, accade sempre così quando si parla di bilancio interno. Però quando abbiamo preso atto che c'era stato questo aumento, alcuni siamo intervenuti. De Luca ha presentato un emendamento soppressivo e io sono intervenuto in aula perché si profilava il voto segreto. Ho detto bisogna votare con voto palese, ognuno deve metterci la faccia. Per quel che mi riguarda ero contrario all'aumento e quindi avrei votato l'emendamento, perché io non mi faccio fare la morale di nessuno. Io sono stato sindaco e sono sindaco da 6 anni, no, avevo detto che non avrei preso indennità e non ne ho presa, non ho preso neanche un euro di rimborso,
questo aumento è sbagliato, in questo momento è sbagliato, quindi dobbiamo porre riparo. Io, per quel che mi riguarda, ho fatto una lettera al segretario generale e alla ragioneria per dire che rinuncio a queste somme. Mi si dice che forse questo non si può fare, vedremo, però è certo che per quel che mi riguarda bisogna trovare un rimedio, perché questi soldi, questi aumenti determinano quello che stiamo verificando, una protesta generalizzata contro la politica. Invece c'è bisogno oggi di partecipazione, di impegno, di credibilità, e le istituzioni allora, in questo momento l'hanno persa. Un attimo Burtone, così cerchiamo di capire intanto la posizione di tutti. De Luca e Nuccio Di Paola, insomma, voi siete stati animatori anche del dibattito che c'è stato subito dopo questo emendamento, prima e dopo. De Luca, qual è intanto la posizione, la sua posizione? Guardi, questa è la classica situazione di una vicenda che sfugge di mano, né più né meno. E il problema quale diventa? Quando si vuole fare un'azione di sciacallaggio su una vicenda che coinvolge tutti. E questo è il dato. Quando è che io valuto del genere? Cerchiamo di le date. Il 14 di dicembre scorso il Consiglio di Presidenza approva il bilancio del Parlamento siciliano. In quella seduta si pone la questione legittima, che avevamo comunque da questo punto di vista sempre ritenuto legittima, dell'aumento in base a una legge regionale 2014. In quel Consiglio di Presidenza c'erano tutti i rappresentanti dei partiti. Noi non c'eravamo, ma non perché... Mi sentite? Sì, la sentiamo, De Luca, la sentiamo bene, continui. Noi non c'eravamo perché non eravamo nell'ufficio di presidenza, non avevamo i nostri rappresentanti. Quindi la storia è questa, e devo anche ringraziare Nello Di Pasquale, che come componente del collegio dei Questori ha ammesso chiaramente che non si è reso conto della portata della vicenda, ma questa vicenda sale a 14 di dicembre. Noi ci ritroviamo il 7 di febbraio in aula con il bilancio del Parlamento che viene discusso solo dal Presidente del Collegio dei Questori. E io ho anche qui la relazione, perché l'ho voluta leggere e guardare. Nella relazione di sintesi del Presidente dei Questori non si fa alcun cenno a quello che è l'aumento Istat delle indennità. Questo, attenzione, non significa che io non sono responsabile di questo. La questione è stata compresa, qual è stato il problema in tutta questa questione? Che ci sono stati colleghi di 5 Stelle che, pur essendo consapevoli di questo aumento, voglio ringraziare qui Nuccio Di Paola che alla fine ha ammesso che lo sapeva pure lui, però, cari miei, l'azione di sciacallaggio è una delle cose più squallide che si possa fare. Sciacallaggio, aspetti De Luca, sciacallaggio nei confronti di chi? Faccia completare il ragionamento, la prego. E qui voglio aggiungere una cosa, perché qui si è recidivi nei comportamenti. Io sono stato inserito nella lista degli impresentabili e mi sono dovuto fare la campagna elettorale del 2017 proprio con lo squadrismo a 5 Stelle, e a mio figlio ho dovuto spiegare che cazzo significava essere impresentabili. Questa è la sciacallaggio che io non accetto. I colleghi di 5 Stelle, piuttosto che chiedere scusa e dire lo sapevamo ma non ci siamo resi conto di questa questione, hanno continuato sempre con lo stesso squadrismo, e questo è ciò che fa più male. Per quanto riguarda poi il resto, le soluzioni, piuttosto che fare sceneggiate di obboli, di darle in beneficenza per progetti di utilità collettive ad associazioni a 5 Stelle, finiamola con le stronzate. La questione è molto semplice: si vota un disegno di legge, come noi avevamo presentato un emendamento che, proprio perché sapevamo che veniva bocciato, abbiamo tolto il tesserino, e piuttosto che trovarmi ancora con i 5 Stelle che continuano qui ad accusare il sottoscritto che se votavo veniva i 5 Stelle e che spiegano come mai gli 8 della maggioranza non hanno votato e stanno sempre in silenzio. E allora chiudo dicendo
bisogna essere uomini, bisogna prendersi la responsabilità anche di quello che è un errore di sottovalutazione, piuttosto che prendere la merda e buttarla in faccia agli altri quando si è responsabili. De Luca, facciamo rispondere Nuccio Di Paola. No, intanto dico a Cateno De Luca buongiorno principessa, perché l'aumento degli emolumenti dello stipendio dei parlamentari avviene dal 2014, perché c'è una legge del 2014 che aumenta ogni anno gli stipendi dei parlamentari. Caro Cateno De Luca, questa cosa la sapevi? No, mi sa di no. Non c'è. Mi sa di no, Luca, perché non lo sai, stai facendo solo ed esclusivamente populismo, demagogia. Come non c'è? Non io, no, non c'ero. È da 20 anni che sei in Assemblea regionale siciliana. 17 nuovamente, capito Nuccio? E il tema non è se c'è la legge, la questione è chi fa sciacallaggio o no. Hai capito Luca, Luca, mi fai completare? Prego Di Paola. Un dato di fatto è che lo stipendio dei parlamentari aumenta dal 2014, perché c'è una legge del 2014 che aumenta ogni anno lo stipendio dei parlamentari in base all'inflazione. Questo che sia chiaro, netto. E il Movimento 5 Stelle dal 2014 presenta disegni di legge e norme per tagliare lo stipendio, e ci sono i dati sotto questo punto di vista, per tagliare lo stipendio dei parlamentari e per tagliare pure l'adeguamento Istat. Allora, un attimo, Di Paola, aspetti, poi le ridò la parola, però mi faccia spiegare, se no i telespettatori non comprendono, diciamo, se questo aumento è del 2014, perché è scoppiata oggi diciamo, il caos? Perché l'aumento negli altri anni, guardo Burtone, guardo De Luca non c'era, guardo Di Paola, guardo Mario Messina che insomma era là, guardo Alessandro Porto, l'aumento era minimo, qualche euro, perché il costo della vita non era aumentato così come è aumentato in quest'ultimo anno. È chiaro poi che quest'anno è schizzato, ma la domanda è però, Di Paola, la domanda che faccio a lei e che faccio a tutti gli altri, ma quando vi siete accorti, al di là della dinamica di come vi siete accorti, De Luca dice il 14 dicembre in quella riunione io non c'ero perché noi non siamo rappresentati lì, ma quando ve ne siete accorti, a quel punto, su quell'emendamento, perché non vi siete schierati tutti insieme, tutti compatti per toglierlo questo? Partiamo da un presupposto, Luca. Il 14 dicembre e o il verbale della seduta non si parla minimamente di adeguamento Istat, non si parla minimamente di aumento degli stipendi dei parlamentari. Noi approviamo il bilancio dell'Assemblea regionale siciliana che diminuisce per quest'anno di 500.000 euro. Quindi quello che dice Cateno De Luca è pura demagogia, e lo sfido a prendere il verbale di quella seduta. Punto primo. Punto secondo. Si poteva eliminare l'aumento se veniva approvato l'emendamento che era stato presentato in aula, e in aula l'emendamento viene bocciato 29 a 24 voti. Non hanno votato i componenti del gruppo De Luca, che sono in 8. Se avessero votato non ci sarebbe stato nessun aumento, mentre invece non hanno votato per fare demagogia, perché finisce 29 a 24. Abbiamo non tolto votano. Il tesserino, Lucio, noi non è che... Abbiamo tolto il tesserino, spieghiamo le cittadine. Se avessero votato l'adeguamento saltava. Dopodiché noi abbiamo detto solo una cosa. Perché no, De Luca, perché no? Perché no? Un attimo, Di Paola, perché lui dice no? Della maggioranza erano presenti in aula e non hanno votato. Quindi la matematica non è un'opinione. E Nuccio Di Paola lo sa che sarebbe stato bocciato, e siccome noi non volevamo nel segreto dell'urna essere lasciati, dice anche un'altra cosa, che noi avevamo chiesto il voto palese nominale, c'è stato respinto, e quindi noi nel momento in cui col voto palese nominale, dove si vedeva alla luce del sole chi votava sì e no, non ci siamo voluti mettere in questa merda, chiaro? E quindi, ma che significa? Nuccio Di Paola, significa questo, che 8 della maggioranza non hanno votato quando hanno visto che noi abbiamo tolto il tesserino, e quindi riportala in aula, la legge riporta in aula, vota, bisogna votare per cancellare una legge, bisogna votare per cancellare l'aumento degli stipendi parlamentari. Scusate un attimo, anche perché sennò i telespettatori da casa si confondono. Dico, ma secondo voi, dico chiaramente, dico ormai quello che è successo,
Ma c'è la possibilità, visto che tutti quanti oggi state dichiarando di essere d'accordo, di fare direttamente un disegno di legge per abrogarla in maniera definitiva questa cosa? Perché non si fa subito? Già presentato. Così si elimina, no? Dico, così abbiamo chiesto già la calendarizzazione al Presidente. Dico, basta solo che il Presidente lo calendarizzi e lo porti in Aula. Guarda, è stato detto, scusami, ma si può fare una proposta anche di consiglio? È stato detto, la proposta non è stata presentata bene in aula, perché altrimenti l'avremmo capito. Tra l'altro nella relazione, come dice De Luca, non era compresa. Io quando però abbiamo preso consapevolezza, a seguito anche dell'emendamento, scusami, quando si è preso consapevolezza di questo dato e abbiamo letto che c'era questo aumento, c'è stata la presentazione dell'emendamento. Io sono intervenuto in aula a dire che c'era un modo per salvare la dignità del Parlamento, era quello di votare con voto palese. Purtroppo hanno chiesto il voto segreto e questa è stata una caduta, perché avremmo dovuto in quel momento bocciare quell'aumento. Si può fare ora? Si faccia. De Luca dice che ha presentato il disegno di legge, si faccia calendarizzare. Si chieda al Presidente di calendarizzare subito il provvedimento in modo che si superino tutti gli ostacoli e si chieda a tutti i parlamentari di non chiedere il voto segreto. Allora, fermo un attimo Burtone, fermo un attimo De Luca, fermo un attimo tutti, fermi. Io riprendo diciamo però quello che è successo in aula in questa famosa seduta, insomma, che è durata fino a notte. In questa seduta ha preso parola l'ex presidente della regione siciliana Gianfranco Miccichè, ma Leo Messina ha gli occhi così sbarrati, dice: che cosa sta succedendo? Dice: sono andato da 2 mesi e guarda qua che casino. Allora, guardate come ha reagito Miccichè a questa storia dell'aumento degli stipendi. Voi che c'eravate in aula lo sapete, i telespettatori non c'erano. Dico anche a tutti che siete tutti con i microfoni aperti, quindi potete intervenire quando volete. Se parlate però sottovoce vi sentiamo, quindi non fate, state attenti. Allora, Miccichè sulla questione degli stipendi in aula. Ma su una cosa che è assurda, cioè tutti gli italiani, tutti, tranne quelli a contratto, hanno l'adeguamento Istat del loro stipendio, perché l'adeguamento Istat non è un'offesa, è soltanto il recupero del costo della vita che aumenta, non è un aumento di stipendio. E noi non abbiamo chiesto niente, è automatico, come per tutti, come per i bancari, come per gli operai, come per i dirigenti, per tutti in Italia. Ma noi siamo sempre schifo, noi siamo sempre lo schifo del paese, per cui dobbiamo comunque essere puniti. E allora io avevo fatto una proposta e ho presentato un emendamento che il Presidente, credo legittimamente, non mi ha ammesso perché è anticostituzionale. E allora io dico che però comunque bisogna pensarci a questo. Da 30 anni il Parlamento nazionale e regionale diminuisce il proprio stipendio, da 30 anni. La prima volta importante fu col Presidente Schifani, Presidente del Senato, e l'onorevole Fini, Presidente della Camera, con cui di fatto vennero tolti i vitalizi, ma era come se non fosse stato fatto. Dal giorno dopo fummo insultati sempre e abbiamo dovuto inseguire chi ci insultava per tagliare qualche altra cosa e continuiamo a inseguire chi ci insulta per cercare di farli contenti e quelli ci insultano ancora di più. Lei può stare sicuro che appena leviamo l'adeguamento Istat, il giorno dopo ci prendono per merda uguale. Non creda che qualcuno dice finalmente i parlamentari sono bravi, se lo levi dalla testa. Diranno che facciamo schifo perché abbiamo la 13ª e non ce l'abbiamo. Comunque facciamo schifo. Allora la mia proposta io la faccio seriamente, non è una provocazione. Eliminiamo lo stipendio, e chiudo subito, eliminiamo lo stipendio, troviamo una formula diversa per avere quelle 4 lire che ci servono, quantomeno per le spese che abbiamo, e facciamo i missionari. Io non ne posso più di essere insultato dalla gente. E la verità vera è che la gente si insulta perché noi glielo chiediamo, perché noi glielo suggeriamo.
Noi glielo suggeriamo. Basta, vi supplico, basta. Ma basta, ma un minimo di serietà, basta queste cose. Abbiamo uno stipendio che è quello che bisogna avere, che abbiamo tutti. Io non rubo e non ho altri soldi e arrivo comodamente a fine mese. Chiedo scusa a chi ci arriva meno comodamente di me, ma quello arrivo a fine mese. Non ho yacht, non ho ville, non ho grandi macchine o grandi pellicce, perché non rubo. Perché è quella la categoria che va colpita. Sono quelli i bastardi, sono quelli che rubano, che distruggono questa categoria. Noi non rubiamo, ragazzi dei 5 Stelle, non ci massacriamo, per favore. Indichiamo noi quelli che rubano, perché tanto li conosciamo. Questo dobbiamo fare se vogliamo rendere pulita la nostra isola e vogliamo rendere pulita la politica. Basta con questo automassacro. E rientriamo in studio, questo è l'intervento di Gianfranco Miccichè. Io, tanto prima di coinvolgere i deputati regionali, l'ho chiamato in causa prima, buonasera Maglio Messina, vice capogruppo vicario del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Se la guarda dall'esterno questa polemica siciliana, e coinvolgo anche Francesco Bianco, Alessandro Porto e Peppino Lipera. Da fuori, insomma, io sono d'accordo con Miccichè in un passaggio, cioè questa classe politica si automassacra quando fa queste cose. Messina, Porto, e poi Ciccio Bianco e Peppino Lipera. Sì, vabbè, ma dico, ora stiamo vedendo, me ne voglia, né De Luca né Di Paola, diciamo, uno scontro tra i massimi populisti che abbiamo visto in quest'ultimo periodo in Sicilia. E oggi si litigano probabilmente per chi ha le responsabilità di quanto accaduto, anche se condivido stranamente in parte quanto diceva Miccichè, alla fine ci insultano lo stesso. Probabilmente dovremmo imparare a fare qualcosa in più come politici per evitare che la gente ci insulti. Non credo che la gente ci insulta tanto per insultarci, evidentemente la politica nell'ultimo ventennio ha dato poche risposte, ha reso le condizioni della vita della gente meno sostenibili e quindi probabilmente se la prendono con chi quelle condizioni di vita le determina. Quindi non ci dobbiamo nemmeno stupire di questo, però è chiaro che se poi c'è chi cavalca questo populismo, ribadisco, 2 esempi li abbiamo qua in studio, o quantomeno in televisione, sono i 5 Stelle e De Luca, ma non per insultarli, cioè è chiaro che loro concentrano la loro base politica sullo scontro, sull'accentuare sempre di più le cose che non vanno, danno la responsabilità ai politici che poi sono di fatto anche loro e pagano anche loro le conseguenze poi di queste scelte, di questi scontri che ci sono. Poi sulla vicenda in questione ognuno sa la propria, io non ho vissuto, non ho seguito la vicenda, so no, quello appunto, che è solo accaduto. Per vederla da fuori, no? Cioè, no, io non mi stupisco, ribadisco, è così, la politica molto spesso ci sono anche esagerazioni in quello che si racconta. Ha ragione Miccichè, dice tagliamoci lo stipendio, non ne parliamo più, cioè tagliamoci lo stipendio, viviamo con quello che è, allora se dobbiamo fare. Io credo che sia davvero, diciamo, l'effetto è chiaramente la politica, deflagrante. La politica non può essere una missione, è inutile che ci prendiamo in giro. Se vuoi fare politica seriamente e dedicare il tempo alle risoluzioni dei problemi, alla società, alle cose che si devono fare in realtà, la politica non può essere una missione, lo può essere come stato d'animo, ma certamente dedicare 8, 10, 12 ore al giorno a questa attività per poterla fare bene, devi pur mangiare anche tu, cioè, o lavori o fai politica. E chi riesce a fare entrambe le cose riesce a farlo con grandi sacrifici sicuramente, però è normale che non puoi dedicare tutto il tempo che vuoi dedicare alla politica al servizio della gente. Il tema non è questo quanto tempo dedichi, il tema non è quanto prendi, il tema è che bisognerebbe imparare a studiare bene quello che fanno i politici, a capire esattamente chi fa e che cosa fa, perché molto spesso i cittadini, anche questo lo dobbiamo riconoscere, votano in funzione di quanto sei amico, di quanto ti fa simpatia, di quanto urla, di quanto dice maggiori cose populistiche. Se invece si studiasse in realtà quello che fa il politico, le attività che ha fatte, quante ore sta in aula, quante interrogazioni fa, quanti interventi fa, quante soluzioni, problemi risolve nella sua
semplificazione del mandato dei 5 anni, probabilmente ci sarebbe in Parlamento piuttosto che nelle aule di rappresentanza gente che ha un valore rispetto a gente che va lì semplicemente per scaldare la sedia, perché come in tutti i settori c'è chi scalda la sedia e c'è chi lavora, anche in politica è così. Allora, Ciccio Bianco. Sì, no, ma infatti io mi trovo molto d'accordo con quest'ultima parte di quello che ha detto Maglio Messina. Bisogna sempre fare dei distinguo, su questo chiaramente non ci piove. Certo è che per un quasi cinquantenne, per chi vi parla, ricordo la Sicilia benissimo del 61-0, quando Miccichè era uno dei protagonisti. Possiamo dire che al di là, facendo dei distinguo di tante cose anche buone che sono state fatte per questa nostra isola, ma se andiamo a fare un discorso un po' più generale, sono più forse le questioni non proprio positive che risaltano nella nostra regione, ultima in tantissime classifiche da diversi anni. Capisci poi perché magari la gente si arrabbia ancora di più per l'aumento dello stipendio, che non è tanto la somma degli 890 euro, o sarà anche quella, o il discorso insomma che è una legge che già c'era dal 2014, perché magari non vedono dei risultati. Chiudo velocemente dicendo che tutti insomma frequentiamo, per così dire, chi più chi meno i social, e quando vedevo lo stesso servizio che hai fatto vedere poc'anzi, intervento di Miccichè, caro Luca, visto in una TV nazionale proprio una settimana fa, Ismaele Lavardera di Nord Chiama Sud poi ha fatto un video, ha fatto il suo intervento e c'erano una caterva di commenti. I commenti delle persone del centro-nord, perché si capiva, ciao Anna da Treviso piuttosto che Gabriele da Bologna, erano sempre gli stessi. Ma che cosa vi arrabbiate a fare se siete voi che poi alla fine andate a votare queste persone? Quindi poi sai, vista anche da altri osservatori, magari più centro-nordisti, poi sai, non è così difficile pensare alla figura bambina che facciamo. È l'immagine che si esporta, no? Con queste cose che si sarebbero potute evitare. Poi insomma non entro nella dinamica. Tra l'altro faccio solo 2 appunti. Uno, che il Codacons intanto ha fatto un esposto alla Corte dei Conti proprio su questa questione dell'aumento dello stipendio. Insomma, adesso vedremo anche cosa succederà con questi esposti del Codacons. Poi lo dovevo fare in apertura. La volta scorsa, poi vi do la parola a tutti gli altri, la volta scorsa abbiamo parlato dei politici indagati. Nelle grafiche che abbiamo mandato in onda dobbiamo fare una rettifica. Avevamo parlato di Marco Falcone e di Gaetano Armao, assessore attuale all'economia, ex assessore ai trasporti, e l'ex assessore all'economia della regione siciliana. Avevamo scritto indagati per peculato nella vicenda del polo logistico di Catania. In realtà abbiamo sbagliato e rettifichiamo, sono indagati per traffico di influenze entrambi, quindi questa è diverso ovviamente anche la gravità dell'accusa, e per questo ci scusiamo con i diretti interessati. Ritorniamo invece sulla questione degli stipendi. Peppino Lipera, credo che diciamo uno che se la guarda da fuori, insomma anche lì, no, è deflagrante questo effetto che fa. Sono 900 euro lordi, poi lo diciamo, invece ai sindaci non arriva niente, ai consiglieri comunali non arriva niente, i nostri sono gli stipendi più alti d'Italia, quelli della deputazione regionale, quindi insomma come la vede lei? Ma è un cattivo messaggio certamente per la gente che già è parecchio disaffezionata dalla politica. Tuttavia non mi pare un argomento importante. A me, ai cittadini interessa avere dei parlamentari capaci, onesti e che risolvono i problemi. Poi prendono 500 euro in più, 500 euro. Io gliene darei il doppio se fossero capaci di aggiustare le cose. E invece non lo è. Mi piace parlare di problemi che riguardano la gente, non problemi di immagine. I problemi reali, quindi insomma, vedi, e poi insomma è solamente una questione populista. Alessandro, e poi andiamo in pubblicità. Che c'ha Catena De Luca? Che si gira, si contorce, si fa. Adesso vengono De Luca. Io credo che sia assurdo, il momento. Innanzitutto ricordiamoci che in questo periodo è aumentato del triplo il costo dell'energia, il costo del gasolio, il costo di quelle materie che comunque consentono alla gente di andare a lavorare. Io non ricordo e non credo che ci siano in questo momento parametri di aumenti in qualsiasi categoria di 1.000 euro al mese. E in questo voglio coinvolgere Di Paola, perché mi ricordo un suo intervento in aula, ai tempi c'era presidente Musumeci, che contestava il discorso dei vitalizi e fece tutta una
diciamo, un'analisi di quello che chiaramente erano i costi, eccetera, eccetera. C'era anche un fatto che chiaramente non chiarisce nell'intervento e che secondo me questa sera è importante chiarire. Qual è il parametro? Perché ci fu fatto un emendamento in base a questa legge che il parametro era su 10.000, che 10.000 non è lo stipendio, 10.000 è lo stipendio più il costo dell'assistente parlamentare più le spese. E ci fu fatto un emendamento da parte di un parlamentare, che non faccio il nome, se vuole lo faccia lei, che chiaramente faceva il parametro per quanto riguarda l'aumento Istat su tutto il complesso, il costo complessivo, e non sullo stipendio, che è di 5.000 euro. Questo cambia moltissimo, perché da 900 euro si abbasserebbe a 400 e passa euro. Cioè, c'è stata furbizia. È chiaro, bravo, quindi vorrei per cortesia di Paola che mi confermasse tutto ciò. Allora, aspetta, te lo conferma dopo. De Luca, che succede? Sì, no, io volevo solo salutarvi e volevo chiarire solo qualche cosa, perché devo andare a occuparmi di mio padre, che non c'ho la badante oggi, e quindi vi devo lasciare. Volevo solo chiarire qualche aspetto che riguarda il tema che ha affrontato l'assessore Manlio Messina, perché non è più ex assessore. No, è sempre l'assessore. Questo qui io lo considero, perché Angiuria resta. No, anche la gestione rimane, ma d'altronde ci siamo incontrati, no? Lo sanno tutti che c'è un assessore di fatto, politico, per carità, ma adesso simpaticamente, anche perché i suoi occhi azzurri, gliel'ho detto, mi piacciono, ma in modo politico. E proprio in questi termini avere naturalmente qualche lezione di populismo proprio da Fratelli d'Italia ce ne passa, anche perché lo stiamo vedendo già sia col bonus 110 e quant'altro. Quindi lasciamo stare questo, anche perché la mia storia, Manlio Messina lo sa, lo sanno tutti, è di tutt'altro che di populista, perché ho sempre fatto l'amministratore, il sindaco, quindi sono uomo di governo, e un uomo di governo si sa prendere proprie responsabilità, e lo sanno tutti. Questo per precisare la questione. Per chiudere anche su questo aspetto, non ci sono dubbi che il tema è non quanto mi costi, ma cosa produci. Questo dovrebbe portare a una rivoluzione complessiva del sistema. Ve lo dice uno che dichiara mediamente 600-700 mila euro l'anno di reddito di lavoro. Questo ci tengo ancora a sottolinearlo, proprio sempre per precisare quanto mi incide questa questione di cui stiamo parlando e quanto sono distante rispetto a questa questione, che per quanto mi riguarda mi ha più sporcato come immagine su quello che è stato lo sciacallaggio fatto che la questione in sé. E questo proprio ci tengo a sottolinearlo anche nei confronti di chi, come ha detto poco fa Porto, addirittura è arrivato a presentare l'emendamento del mendicante o veramente del rubagalline, per applicare l'aumento Istat anche a quello che è la cosiddetta diaria, che paradossalmente, e questo lo voglio dire senza spirito di polemica, proprio in riferimento a Miccichè, è paradossale, perché mentre io vengo da Messina, Nuccio Di Paolo viene da Caltanissetta, e per la diaria vengono stabilite 4.600 euro al mese, se non ricordo male, che sono destinati per mangiare, pagare l'albergo e ovviamente viaggiare. È paradossale che chi campa, chi vive a Palermo, che esce da casa, va in Parlamento, poi va a casa a mangiare, ritorna in Parlamento e poi ritorna a casa a dormire, debba avere 4.600 euro di diaria, quanto io o quanto uno di Ragusa. Perché ho voluto fare questo esempio? Perché se ci fosse serietà nelle cose, si affronterebbero in modo serio. Ma siccome purtroppo, qua sì, lo devo dire senza spirito di polemica, probabilmente nei parlamenti c'è chi vive solo di questo, e allora è attaccato a questo. Io non sono attaccato a questo. Chi sono politicamente l'ho dimostrato facendo il sindaco in 3 comuni diversi, l'ho dimostrato prendendo da solo il 25% del voto dei siciliani, e l'ho dimostrato avendomi creato il mio lavoro e vivendo di lavoro, continuando a vivere di lavoro. E quindi vi lascio. No, De Luca, però le faccio una domanda, però prima di andare le voglio fare una domanda. Lei ha visto
lei ha visto il tasso di affluenza, il dato di affluenza alle ultime regionali? No, l'ha visto che dati ci sono? Certo che l'ho visto, e qui qual è la risposta? Molto semplice. Veda, perché la gente è incazzata anche rispetto a un aumento? Perché Porto deve sapere, ma lo sa, è inutile che qua ci giriamo il coltello nella ferita. L'indennità, l'aumento Istat di un dirigente, perché? Di questo importo, perché in base all'importo della retribuzione l'aumento Istat incide, quindi non si tratta dell'importo in termini assoluti. Forse voleva introdurre Porto quella squallidume di cui lui parlava, cioè di un soggetto che aveva presentato ma del parlamentare, che avevo detto, infatti non esiste nessuna categoria che ha avuto questo aumento, no? Che non c'entrano Porto, cioè parliamo in termini concreti. Ecco, per tornare invece alla questione proprio dell'astensione, ma guardate, questa Sicilia, ridotta in questi termini, certamente non è che ha un nome e cognome in Cateno De Luca, perché io ancora la fortuna o la sfortuna di governare la Sicilia non l'ho avuto. Posso solo dire una cosa, che dove ho governato ho dato con tutto il rispetto lezioni di buona amministrazione, tant'è vero che se io prendo il consenso, non è come dice il mio amico Messina, è perché le sparo e grido, e sfido chiunque qui ad andare dove ho amministrato. Sono stato talmente apprezzato nei risultati che quando me ne sono andato ho indicato sempre un candidato sindaco che è stato sempre eletto, e a Messina l'ultima lezione al sistema politico l'ho dato indicando Basile, mio direttore generale, che non aveva mai rilasciato un'intervista nella sua vita, che in termini di comunicazione, figuratevi, per farvi ridere, aveva una pagina di 6 like, l'ho candidato ed è stato eletto col 46% contro tutti. Questo perché io so amministrare, o meglio, ci metto il cuore e la faccia e mi prendo le mie responsabilità. Ora la politica torni ad essere seria, ecco qual è il concetto. Poi ognuno di noi ha il proprio carattere, può gridare eccetera, ma il tema non è come ti esprimi, è cosa rappresenti. E non vorrei dire, e non mi vorrei permettere di dire a qualche collega che magari io sono, com'era quello, il conte, il barone del Grillo, e lei non è un cazzo, non me la ricordo. Il marchese del Grillo, il marchese. Ma vi assicuro che tanto a certe cose ci sta. Va bene De Luca, però la salutiamo. A Catania ce l'ha il candidato per Catania? Ce l'ha il candidato per Catania? De Luca del Grillo, ce l'ha? salutare a Catena De Luca perché Il candidato di Catania sì, ce l'ho, lo vuole sapere? Sì. Sì. Lo vuole sapere? Sì, sì, ho detto sì. Pronto? Sì, ha detto sì, ce lo dica, no? È inutile che mi prenda in giro. Se ce l'ha lo dica, se no, insomma. Poi ci ricapiamo sopra, Fai no? salutare a Catena De Luca. Chi è? Peppino Libera per caso? Più. Volevo salutare Catena De Luca perché lo stimo da tempo e lui lo sa. Tutto qua. Vabbè, cerca l'appoggio di De Luca, Peppino Libera, no? Che a Cateno, messaggio chiaro, Cateno, messaggio chiaro. Sicuramente potrebbe essere un ottimo sindaco per Catania, su questo non ci sono dubbi. Guarda caso. Uno parla chiaro. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Non mettiamo limiti, va bene. Grazie De Luca. Allora ce ne andiamo tutti in pubblicità, poi Di Paola deve rispondere ad Alessandro Porto e poi continuiamo anche questa storia, diciamo l'effetto insomma di questa storia dell'aumento, perché è chiaro che questa storia dell'aumento dello stipendio dei parlamentari certamente non ci fa fare una bella figura nel resto d'Italia, ma c'è anche la parentesi delle amministrative a Catania, insomma qui ci sono alcuni protagonisti, quindi subito dopo la pubblicità. Rientriamo nella nostra trasmissione. Il punto di questa sera, ci stiamo occupando ovviamente dell'aumento degli stipendi dei deputati regionali, che è diventato tema ormai, argomento di politica anche nazionale, e poi parleremo tra un po' anche delle amministrative a Catania. Giovanni Burtone con me, deputato del Partito Democratico, Alessandro Porto, Manlio Messina, deputato alla Camera di Fratelli d'Italia, e poi Nuccio Di Paola, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, e il collega Francesco
Francesco Bianco della DN Cronos e l'avvocato Peppino Lipera, candidato a sindaco di Catania. Come suona Lipera questa storia così? Non lo devi dire tu come suona. Lo so, poi lo devono dire gli elettori. Adesso lo vedremo, adesso vediamo anche diciamo, quali saranno le proposte del candidato sindaco Peppino Lipera. Allora, Di Paola deve una risposta ad Alessandro Porto sulla storia, diciamo, dell'aumento Istat collegato all'intero stipendio del deputato regionale, compreso anche delle diarie e dei costi accessori. Di Paola, che ne sa? Intanto ci tenevo a dire una cosa, che poi alla fine Cateno De Luca si infervora solo perché noi abbiamo ricordato che il Movimento 5 Stelle da sempre si taglia lo stipendio e noi ci tagliamo mensilmente migliaia di euro e facciamo progetti utili alla collettività. Questo perché ci tengo a dirlo? Perché qualunque norma verrà presentata in aula, sempre se verrà approvata a livello di cancellazione di adeguamento Istat, varrà per il futuro e non per il passato. Quindi sgombro dai cambi da qualunque demagogia. Per il futuro che significa, Di Paola? Cioè, per il futuro significa che l'aumento arriverà nelle tasche dei deputati fino a quando una norma non verrà presentata e varrà poi per il futuro, se noi cancelliamo l'aumento. Ma l'aumento attuale nelle tasche dei deputati entrerà. E noi abbiamo proposto a tutti i deputati che l'unica soluzione attuale, fino a quando una norma non verrà approvata, perché le norme approvate valgono per il futuro, l'unica soluzione è che tutti devolviamo quell'aumento in progetti utili alla collettività. Dopodiché, per rispondere... Aspetta un attimo, ci sta lei, Burtone? Allora, io voglio dire questo. Io intanto ci sto e ho operato in tal senso, sia chiaro, perché ho fatto la lettera in cui rinuncio. Se questa rinuncia non dovesse essere possibile, io quelle somme li destinerò a delle azioni sociali e amministrative, perché sono sindaco e so che nei comuni servono alcune Messina, risorse. ci stanno i suoi? No, mi fai completare, sì, poi la collega Maglio aggiunge. Io dico che questo aumento ha determinato una ripresa del rancore, dell'avversione dei cittadini nei confronti della politica. Guardi, non glielo dico in Sicilia è chiaro che l'opinione pubblica, tutti i ceti sociali hanno respinto questo tipo di... Prima cosa. Seconda cosa, noi abbiamo davanti delle battaglie da fare come Sicilia. Noi abbiamo la legge sul regionalismo differenziato che a mio parere al di là un attimo, delle forze doveva politiche, rispondere un attimo, era solo... io sono nella visione. Tra l'altro parlo con guardi, io lezione di morale su questo campo non me ne faccio fare da nessuno, perché io ho rinunciato dal primo momento all'indennità di sindaco, non prendo rimborsi, non ho preso mai un euro di rimborso, quindi io su questo piano non accetto lezioni da nessuno. Aggiungo, Di Paola è un autorevole esponente del Parlamento, è vicepresidente. Facciamo questo disegno di legge, la mia firma c'è. Facciamo il disegno di legge in cui abroghiamo la norma che stabilisce Facciamogli capire l'aumento ai siciliani questa cosa, il parametro. Sì, chiaro. Allora, un disegno di legge con un articolo in cui si abroga questo aumento Di Paola, risponda a Porto, che sennò... rispondere a Porto ha pienamente ragione, perché l'aumento Istat purtroppo, ecco perché quando dico benvenute principesse che si stanno accorgendo adesso di quello che sta succedendo, sia l'adeguamento Istat vale sia per l'indennità che per la diaria, ma non vale solo l'adeguamento Istat, anche la pensione in Sicilia viene calcolata sia per la diaria che per l'indennità. Queste cose le dobbiamo dire Sicilia, ora qua ci stiamo scandalizzando di questa percentuale, qui è da anni che aumentano i costi. Di Paola, devo dire la verità, ho seguito questa cosa, è veramente assurdo il discorso dell'eversibilità, cioè noi paghiamo 566.000 euro ai figli dei deputati oggi che non ci sono più e quindi chiaramente grazie a questa legge della reversibilità noi continuiamo a pagare in eterno, pagheremo in eterno chi chiaramente erediterà man mano negli anni questa pensione, cioè veramente inaudito. Dico, lasciamo stare e poi la gente muore di fame che non può pagare la bolletta perché si è triplicato il costo della bolletta dell'Enel, dei rifiuti, di tutte cose, quindi non è demagogia, questa è realtà. Io dico una cosa, se questa polemica servirà a fare dei veri disegni di legge che arrivano in aula e tagliano i costi degli stipendi dei parlamentari regionali,
allora abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro, perché a questo dobbiamo arrivare, e non che qui Di Paola, praticamente Di Paolo, scusi se la interrompo, io sul discorso degli stipendi io non ci voglio entrare, ma invece facciamo una cosa, perché dico Micci che dice qua c'è gente che lavora, prende 4.000, 5.000 e giustamente conferma anche Manlio Messina, la politica è un impegno. Chiaramente chi fa la politica non può svolgere la propria attività a tempo pieno o non la può proprio svolgere, quindi come dire ci possa essere, ma guardiamo cosa fa il parlamentare invece, perché ci sono parlamentari come consiglieri comunali che non vengono in aula, che non hanno mai presentato un emendamento, che non hanno mai presentato un disegno di legge, cioè, ma questa gente ci rendiamo conto che prendono quando chi lavora 14 ore, 15 ore e chi sacrifica chiaramente anche la propria famiglia, cioè va fatto un distinguo anche tra i parlamentari. Perché poi giustamente chi lavora, lavorate, producete e nessuno si lamenterà, la gente andrà a votare perché chiaramente è contenta che si sviluppi. Io voglio sapere chi è questo che ha messo tutto insieme. No, questo lo dice lui. Chi è stato Di Paola? Chi è questo deputato che ha messo tutto insieme? Non posso dirlo, cioè, o meglio lo dirà poi il diretto interessato, perché stiamo parlando del 2019, no, perché questo è avvenuto. Lei l'ha detto però pubblicamente, lei l'ha detto pubblicamente, c'è su internet, basta andare a fare una ricerca, lei l'ha detto, quindi lo può ripetere, dico adesso che l'ha detto lei, una volta lo può ripetere, no? Io evito sempre di parlare male dei colleghi non presenti, ecco. Ma che partito era? Facciamo così. L'ha detto, quindi non è che è una cosa segreta. Andiamoci piano piano, che partito era? Non si può dire? Luca, ripeto, siccome non voglio anche da scrivilo sul foglietto, aspetta, scrivilo sul foglietto, Alessandro, è così, è così. Dico, vabbè, ma perché non lo dice? Arriviamoci, ma perché non lo dice? Perché non lo dice? Perché in questo momento tra di voi c'è una collaborazione o un'intesa, no? Quindi, questo lo dico io, il resto lo dica lei. Vabbè, non si capisce. Malio, chi era? Comunque intese sono state rotte qualche mese fa. Quindi non c'è più intese. Chi era? Un deputato del Partito Democratico. Si stanno riparlando. Quindi chi era? Barbagallo? No. Chi era? Cracolici. Cracolici. Della volontà della sponda, andiamo avanti. Cracolici. Andiamo a sapere. Vabbè, Cracolici. Allora, Cracolici, confermate, se no gli diamo la possibilità. Basta, conferma. È un emendamento ufficiale, quindi non è che io non c'ero, lei c'era. È o no Cracolici? Così lo invitiamo alla prossima trasmissione. Vabbè, va. Cracolici, se vuole venire alla prossima trasmissione, a prescindere, venga, insomma, la ospitiamo. Burtone, insomma, guardi come siamo ridotti a fare. Io non ne so di questi emendamenti, io parlo dell'attuale momento. A mio parere, però, anche prefigurare scenari di grandi cambiamenti. Intanto c'è questo emendamento Di Paola, che è vicepresidente vicario. Si faccia promotore di un disegno di legge, io sono pronto a firmarlo, in cui intanto si blocchi questo aumento. Scusami, per par condition, posso fare una domanda invece a Manlio Messina? Tutto il resto lo vedremo. Scusa Manlio, dico, abbiamo letto sui giornali. Oggi è stasera è una settimana, se sei in forma. Abbiamo letto sui giornali che la Meloni aveva dato indicazione di bocciare questo disegno, questo aumento Istat, eccetera, eccetera. Questa porcheria, dico, chiamiamola con il suo nome, perché insomma dice che non è vero. Dico, non è vero. Può essere che per la prima volta la Meloni non è stata ascoltata, oppure non è vera questa cosa. Non è vero, per il semplice fatto che la Meloni, figuriamoci, se il Presidente del Consiglio si può occupare delle vicende anche singole. È vero che è arrivata un'indicazione dal Partito Nazionale e ovviamente di fare un passo indietro, o meglio di non approvare questa cosa, e i nostri parlamentari di fatti si sono allineati alla posizione del partito. Io non sono avvocato difensore di nessuno, neanche di Cracolici, però Cracolici è una persona seria. Perché mi riguarda, questa è una notizia, quindi è giusto capire che cosa ha scritto nell'emendamento, parlarne con lui e eventualmente capire che cosa volesse dire. Di atti ufficiali, bisogna capire che cosa c'è e che cosa, in quale contesto è stato presentato, quindi io eviterei di giudizi. Verrà in trasmissione, lo potrà chiarire, non è che questo l'ha invitato lui. Cracolici può replicare quando vuole, lo sa, insomma, questi microfoni anche per lui sono sempre aperti. Allora, Di Paola, adesso dobbiamo aprire la questione amministrativa di Catania. Lei se vuole rimane, che fa? Rimane, perché poi tutti gli altri sono molto interessati. Resta, ci dice qualcosa del Movimento 5 Stelle, visto che è coordinatore, insomma, resta, no? Faccio la domanda anche su questo. Assolutamente sì, dico, su Catania stiamo facendo un lavoro e un percorso con dei tavoli tematici che si sono incontrati già più volte a Catania e stiamo cercando di unire tutto il fronte progressista. Dico, questo è
è un È dato- evidente, è un e dato- fino a qua ci siamo. Allora, fermo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo. Dopo la pubblicità, ve lo anticipo già adesso, vi facciamo sentire anche l'intervista a una delle imprese, delle aziende più importanti che operano nella zona di Catania, nell'area etnea, è un'azienda nazionale. Si tratta della SIBEG, che è l'imbottigliatore ufficiale della Coca-Cola, che ha aziende ovviamente in tutto il mondo. Da 60 anni in Italia, certo è che i problemi di Catania li conosce. Loro sono imprenditori del nord, ve li facciamo sentire subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella nostra trasmissione di oggi, Il Punto. Abbiamo aperto, comunque stiamo per aprire la parentesi Catania, facciamo ormai una parentesi che apriamo con piacere all'interno di questa trasmissione, visto che poi il 28 e 29 maggio si voterà per le amministrative in molti comuni in Sicilia e in Italia. Il comune più importante, il comune capoluogo che andrà al voto è proprio quello della città di Catania, e da qui insomma si gioca anche la partita politica. Ne parleremo tra un po' anche con i nostri ospiti. Giovanni Burtone del Partito Democratico, c'è Manlio Messina, deputato alla Camera di Fratelli d'Italia, è rimasto con noi Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle e poi Francesco Bianco di ADN Cronos, l'avvocato Peppino Libera, che è candidato, uno dei candidati indipendenti al Comune di Catania, e Alessandro Porto. Allora, prima di aprire il dibattito, anzi il dibattito io lo aprirei sull'intervista che stiamo per mandare in onda, l'intervista realizzata a Luca Busi. Luca Busi è l'amministratore delegato di SIBEG, che è l'azienda imbottigliatore ufficiale della Coca-Cola da 60 anni in Sicilia. Certo è che i problemi di Catania e i problemi della Sicilia li conosce bene. Loro sono imprenditori del nord, dell'Emilia Romagna, quindi l'occhio è quello, come dire, sempre dello straniero, no? in terra siciliana, che vede e che analizza i problemi caratteriali e strutturali dei siciliani e della Sicilia. L'intervista. Luca Busi, amministratore delegato della SIBEG, che è l'imbottigliatore ufficiale della Coca-Cola, la sede storica di Catania da oltre 60 anni in Sicilia, in un territorio difficile, complicato. La SIBEG rappresenta anche un sistema di Confindustria, un sistema industriale, gli industriali ovviamente, e il loro rapporto con il territorio. Allora, il sistema Confindustria, intanto partiamo da qui. Che rapporto c'è con le istituzioni, quanto dialogo c'è? C'è molto dialogo e noi siamo assolutamente sul pancia a terra sul territorio, quindi la conoscenza del territorio è per noi la priorità 1, perché come vogliamo conoscere le aspettative dei nostri consumatori, dei 5 milioni di siciliani che ogni giorno decidono di acquistare uno dei nostri prodotti o uno dei nostri competitors, e quindi dobbiamo conoscere le loro aspettative per dargli le giuste risposte, dobbiamo conoscere il territorio e quindi agire veloci nelle relazioni e riuscire a integrarci pienamente sul territorio. Quindi abbiamo ottime relazioni con Confindustria Catania e anche a livello di Confindustria regionale, e ottimi rapporti con tutte le istituzioni a tutti i livelli. Qui da Catania è partita una battaglia che avete vinto voi, che ha vinto SIBEG, che ha vinto lei, Busi, quella contro la sugar tax. Sì, contro la sugar tax e contro la plastic tax, anzi da pochi mesi purtroppo per la Spagna è partita la plastic tax in Spagna, e quindi siamo molto orgogliosi, io sono molto orgoglioso perché abbiamo lanciato la battaglia contro il Conte 1 e siamo stati l'unica azienda che ha affrontato di petto, entrando nel merito, non è caso il governo, e andando contro direttamente Conte e i suoi ministri contro queste tasse inique e solo per fare cassa e settoriali per distruggere le imprese. E qua per un anno sono stato da solo, perché non è caso i colleghi e le imprese del settore non mi hanno dato una mano, mi ha dato una grossa mano Confindustria sia nazionale che locale, che non è caso la Confindustria Assobibe di categoria. Si parla molto di mezzogiorno che deve diventare attrattivo, mezzogiorno che deve in qualche modo mettere in condizione le imprese di fare impresa. Voi siete qui da 60 anni, avete visto tutti i colori politici, avete visto tutti i cambiamenti.
forse probabilmente voi siete quelli che potete dare ancora in questo caso una ricetta al governo per far diventare questo mezzogiorno alternativo. Quali sono le vostre condizioni? Io sono di Bologna, abbiamo gli uffici della capogruppo a Bologna, io ogni tanto quando torno a Bologna penso di essere in un paese diverso, cioè da arrivare in Austria, in Svizzera, con i cartelli dritti, le strade senza buche, cioè, le condotte che funzionano, cioè, quindi arrivo lì e dico aspetta. Quindi secondo me bisogna, cioè io ho grosse aspettative sui servizi basilari, cioè strade dritte senza buche, nel caso circonvallazioni che aiutano la mobilità sostenibile e meno traffico, nel caso in tutte le tangenziali, sistemare sta Catania-Palermo che è peggio di andare alla Parigi-Dakar, cioè insomma le cose basi io con i fondi PNR devono saltare fuori, perché se non saltano fuori questo giro cioè, siamo condannati, cioè una roba proprio pietosa, quindi sulle basi secondo me è il momento di agire con una parte di politici, però con perché la differenza poi anche che nelle aziende le fanno le persone, non è che le aziende le fanno, quindi anche da quel lato lì non è che ci possiamo creare delle aspettative incredibili, la differenza sono le persone, come mettere a terra e dove, quali cantieri aprire, per dire a Catania, cioè nel caso devono partire questi nel caso lavori sulla metropolitana, perché non partono, perché sono lì fermi, cioè bisogna che le persone iniziano a fare la differenza sulla parte delle istituzioni politiche per far partire, per sistemare la base, quindi più mobilità sostenibile e le infrastrutture basilari che devono essere sistemate. Più c'è l'altra parte della transizione ecologica, cioè noi come azienda saremo la prima azienda nel caso di essere zero emissioni carbon neutral entro il 2026 e vogliamo portare a livello nazionale un buon esempio che venga dalla Sicilia. Questa parte qua di transizione ecologica come viene inserita nel piano PNR nel sistemare le basi dei servizi sul territorio, punto di domanda. Adesso abbiamo possiamo recuperare tanto, cioè fare le cose meglio e sostenibili e arrivando e coprendo il punto dei servizi basilari per me è un'occasione unica. Voi lavorate qui da 60 anni, sì. Diciamo, tutto quello che fate dentro questa azienda si muove poi sul trasporto su gomma, la maggior parte del vostro trasporto è trasporto su gomma, eppure in questa Sicilia le strade sono pessime, non c'è un attraversamento stabile dello stretto. Perché siete rimasti qui ancora? Perché non me ne siete andati? No, questo perché ci siamo integrati e quindi dopo un po' è la normalità, no? È un po' l'errore di tutti i siciliani, no? Cioè dopo un po' è la nostra normalità, lo standard è questo. Cioè devi uscire, no? Per renderti conto che gli standard dei servizi normali sono altri, no? Però chi vive qui, vive il territorio su questo, ormai cioè niente. Vi siete abituati? Siamo abituati, quindi non è che ci siamo abituati e ci sembra normale che sia così. Senta, tra un po' ci saranno le amministrative a Catania, lei ha parlato prima, ha fatto un accenno, no? Le strade dritte, senza buche, certamente la questione della zona industriale, per voi che siete dalla zona industriale, è prioritaria, no? in questo momento. Sì, assolutamente. Poi voglio dire, noi avremo dei grossi investimenti molto belli su questo impianto, quindi una nuova linea settica che è in arrivo, un magazzino automatizzato fatto in altezza, massivo e automatico, quindi insomma crediamo nella zona industriale, crediamo in questo impianto di produzione, quindi vogliamo investire e riuscire nel caso a incrementare il numero delle persone nel caso che lavorano ogni giorno con noi in azienda, quindi vogliamo continuare a sviluppare, oltre che raggiungere, come dicevo, zero emissioni, che quello è un traguardo unico in Italia, essere i primi carbon neutral, mi sembra che sia anche quello un super target, quindi vogliamo investire, però è chiaro che ci piacerebbe non vergognarsi ogni volta che usciamo
dall'azienda, insomma, e poi in più ci sono tante aziende, colleghi e impianti che stanno nel caso nascendo, nuovi centri di produzione dei pannelli fotovoltaici, l'ST che si allarga, insomma sono tante realtà che sono in grande sviluppo e quindi è giunto il momento di veramente investire su vedere una zona industriale diversa, ecco, rispetto a quella che abbiamo avuto, anche con le luci, con la sicurezza, con il servizio, con la mobilità che arriva in zona industriale e casa lavoro, e quindi casa lavoro non è che ci dobbiamo organizzare noi tra le aziende, ma che ci sono i servizi pubblici per riuscire a avere, cioè, le cose basilari, anche lì basilari. Le dico i nomi degli ultimi sindaci che hanno amministrato Catania, così ci dice lei, magari in 60 anni ne avete conosciuti anche di più, però diciamo chi è quello che secondo voi è stato più vicino probabilmente e con un orecchio più sensibile alle vostre richieste? Bianco in tutte le sue sindacature, Scapagnini, Stancanelli, Pogliese, cioè, c'è qualcosa che... parliamo di amici, quindi insomma, quindi persone che hanno il mio rispetto, che chiaramente ognuno poteva fare meglio, poteva fare peggio, questo siamo tutti sicuri, però vuol dire, io ho avuto la fortuna di avere un'ottima relazione con tutti. Chiaramente con Pogliese ho visto in Pugliese la grinta, no? Quella grinta che e quell'efficacia che magari non c'era prima, insomma, che prima, cioè un po' più di cattiveria e grinta, cioè, ha fatto un paio di passaggi veramente non semplici ed era in prima linea, quindi con Pogliese ottima relazione, ma lui l'ho visto, quello che mi ha citato, quello sicuramente più grintoso. Busi, in conclusione, cosa chiederebbe già adesso al prossimo sindaco di Catania? Secondo me di migliorare i servizi pubblici e fissare nel caso la parte dei rifiuti della città molto meglio rispetto a quello che viviamo tutti i giorni. Secondo me questi due sono i due punti, poi è chiaro che il terzo è la zona industriale, ma... Grazie. Grazie a voi. Allora, rientriamo, questa è l'intervista a Luca Busi, amministratore delegato della Coca-Cola a Catania nel sud Italia. Perché vi abbiamo fatto sentire questa intervista? Ve l'avevo detto in anticipazione, no? In premessa, e questa è una delle grandi aziende insieme all'ST, insieme all'Enel con i suoi nuovi investimenti, insieme a tante altre grandi aziende che hanno deciso di investire sul territorio di Catania, quello che una volta era chiamata l'Etna Valley, di Valley nell'accezione del termine americano, insomma quella grande fucina di talenti e di imprese. Non so quanto sia rimasto a Catania, però ci sono delle aziende che in realtà l'Etna c'è sempre e rimane, fortunatamente rimane, perché è un volano. Allora volevo sentire un po' le opinioni di tutti, no? Partiamo da Burtone, poi Messina, poi i colleghi. Ciccio, se vuoi intervenire, ovviamente fare qualche domanda, insomma, anche prendendo spunto da queste interviste, e poi andiamo in pubblicità. Allora, Burtone. Sì, io ho seguito attentamente, non c'è dubbio che l'imprenditoria vuole qualcosa di più da parte della politica. Abbiamo da lavorare innanzitutto nelle infrastrutture. La zona industriale è penosa, a Catania a condizioni... Ce lo diciamo sempre però questo, diciamo no? sempre, un ritornello che poi però non trova soluzione, e quindi non c'è dubbio che la prossima amministrazione comunale credo debba mettere al centro. Tra l'altro la zona industriale di Catania ha questo dato importante, alla zona ZES, che le zone economicamente speciali, quindi godono le imprese di un credito d'imposta che può, credo, essere utile, potrebbe essere utile ad aumentare l'occupazione. Il tema del lavoro è centrale, quindi gli enti locali debbono capire che non sono soltanto erogatori di servizi ma anche promotori dello sviluppo, e quindi la centralità del lavoro. Devo dire, non voglio entrare nel merito
della valutazione, anche perché il dottore è stato abbastanza delicato. Mi pare però che, avendo individuato il tema dei rifiuti come un elemento centrale della battaglia politica, abbia sottovalutato che proprio con Pogliese noi abbiamo avuto una crisi veramente disperante per i catanesi, cioè abbiamo visto le montagne di rifiuti. In questo mi pare che i limiti di Pogliese siano stati palesi. E si è portato dietro, a mio parere, anche tutto il centrodestra, perché era un governo che lo teneva là, un governo politico, diciamo, e proprio Pogliese non ha avuto quell'atto di amore verso la città, che era quello, nella seconda sospensione, di lasciare perché Catania avesse un'elezione, avesse un nuovo sindaco votato dai catanesi, un limite che a mio parere è stato palese. Quindi una buona amministrazione passa anche per la capacità di affrontare alcuni problemi. Quella dell'area industriale indicata dal dottore Buzzi è sicuramente un fatto importante, però la vivibilità della città è stata scadente con Pogliese e io credo questo si debba sottolineare. Un ricordo al collega Giovanni, collega di cui siamo stati, anche lui è stato parlamentare nazionale, quindi in questa direzione, che per esempio sul tema dei rifiuti, perché poi le cose devono raccontarsi per come sono. Gli appalti dei rifiuti, e anche in questo Giovanni è sindaco, lo sa meglio di me, ci sono degli appalti che durano un tot di anni e quindi, tranne di gravi inadempienze che prevede la risoluzione del contratto, tecnicamente se fai un bando per 7 anni ti ritrovi quell'azienda che fornisce quel tipo di servizio. Negli anni di Pogliese, soprattutto nei primi anni, ricordo che il bando dei rifiuti è quello che fece Enzo Bianco, sindaco del PD, e che ha ovviamente ereditato l'amministrazione pogliese, che da 1 anno e mezzo circa a questa parte invece è entrata la nuova azienda, il nuovo appalto, e credo che la situazione l'ultimo anno sia anche migliorata proprio sotto questo aspetto. Si deve fare di più, però ricordo anche a Giovanni che non è il sindaco pogliese che i conti, tra l'altro, e il bilancio della città sono in regola e a posto certificati dal Ministero, è l'amministrazione pogliese che ha dovuto dichiarare il dissesto sulla rovina e le ceneri fatte dall'amministrazione del PD, quindi di Enzo Bianco, che è stato condannato dalla Corte dei Conti per il buco di bilancio. Mi pare che il tema sia un poco più largo. No, voglio dire, se dobbiamo parlare della città e di quello che serve alla città, io sono felicissimo di farlo. Se dobbiamo addossare responsabilità che non ci sono, le ricordiamo. Io sono memoria storica. Il tema non sia solo ricollegabile al vecchio appalto, ma che ci siano questioni ancora afferenti all'allora amministrazione pogliese, quindi io credo che le responsabilità non si debbano allungare, ma ognuno si deve far carico delle assolutamente, proprie. però voglio dire, sembra quasi che... Ma Libera che vuole fare il sindaco di Catania, Susi, che come entra nel dibattito? Cioè, Libera, questo è un argomento importante. Ma è importante, ma finiamo di parlare del passato. Credo che le persone hanno cambiato continuamente canale, perché un'ora dedicata a questo maledetto stipendio dei regionali, ora parliamo del passato, e Pogliese, e Bianco, ce n'è da dire tantissime. Pogliese, che io con tanta simpatia l'ho visto quando si è candidato, è riuscito, ha fatto un miracolo meraviglioso, ha fatto rimpiangere Enzo Bianco, ma mi spiace parlarne senza loro presenti. Parliamo del futuro. Del futuro posso dire qual è il mio pensiero, perché mi sono determinato a candidarmi, perché la città, secondo me, ma non solo Catania, lo sarebbe anche Roma, Milano, Palermo, la città non è altro che un grande condominio. E il condominio ha bisogno che funzioni l'ascensore, che le scale siano pulite, che tutto funzioni regolarmente. Non è né di destra né di sinistra l'ascensore. La spazzatura, questo grande problema della spazzatura, non è né di destra né di sinistra. Io ho ricordato, ma da tempo, ora proprio l'ho maturato in maniera incredibile, la figura di Giuseppe De Felice Giuffrida, che nel 1900, negli inizi del secolo scorso, fondò il Movimento Popolare Catanese, mettendo dentro gente di tutti i partiti, anche uomini di cultura, come Luigi Capuana, Federico De Roberto. Scusi,
Posso interrompere? Dico, le volevo fare una domanda, dico, la sua candidatura è autorevole, anche perché lei è un... fatemi finire il pensiero. Fra l'altro avete parlato sempre voi dello stipendio dei deputati regionali. Dico, portiamo avanti questi problemi, basta, cancelliamo tutto il passato. Devo dire che dopo che ho fatto io un'intervista, mi scusi, ho terminato, dopo che ho fatto un'intervista dove ripetevo queste idee, ho sentito Enzo Bianco, che ancora non si capisce cosa vuole fare, riprendere anche lui, dire sì, in effetti noi ci dobbiamo coalizzare ma senza i partiti. Ho sentito il vescovo, io sono laico, però ho tanto rispetto per la religione, dire queste stesse cose, ma le ha dette dopo di me. E allora noi dobbiamo coinvolgere i cittadini, penso agli uomini di esperienza. Chi sono gli uomini di esperienza? Gli uomini che hanno fatto errori, quindi gli uomini che sono grandi, i pensionati. Io li voglio coinvolgere i pensionati, perché dico sempre, la via Belfiore, non lo so se tutti coloro che sono seduti qua con noi sanno dov'è la via Belfiore, è una traversa della via Plebiscito, siamo nel pieno di San Cristoforo. La lampadina della via Belfiore, ne parla Brigandoni, ne canta Brigandoni in una canzone, non è né di destra né di sinistra. È venuto il momento, poi la politica nazionale, al Parlamento si parli del 41 bis, se è logico, se si può fare, se non si può fare, la guerra all'Ucraina, ma a Catania non dobbiamo parlare di questa cosa. Catania ormai è arrivata, siamo arrivati. Ma è importante perché, dico, ma possiamo affermare, visto che lei ha due figli meravigliosi, bravi, capaci, che militano, dico, due li conosco, dico, che militano in due partiti, uno nella Lega e uno nella Democrazia Cristiana, che saranno a supporto della sua candidatura, questi due partiti o no? Ma assolutamente, non dico niente. Guardi, le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma anche viceversa. Io sono un libertario perché il mio maestro è stato Marco Pannella e Enzo Tortora. Io sono libertario, ognuno deve pensare a livello nazionale chi vuole la Lega, chi vuole Fratelli d'Italia. C'è lì Maglio Messina che io voglio tanto bene, ho simpatia, me lo ricordo da bambino, e di Fratelli d'Italia, ma non mi interessa niente. Conoscevo dei comunisti che ormai non ci sono più, ma non si chiamano manco comunisti, che li voglio... I radicali. Ora è venuto il momento di occupare, come diceva quell'imprenditore milanese, bolognese, non si capiva, mi faceva ricordare Celentano quando... le strade, non si può camminare nei marciapiedi. Io sono caduto 2 volte, non sono giovanissimo, e come me tante donne in Corsa Italia, ma non solo in Corsa Italia, in Via Etnea, in Via Pasubio, ovunque c'è i marciapiedi, e dobbiamo usare l'ideologia politica per i marciapiedi. Basta, parliamo di ideologia politica a livello nazionale. Il problema è che il Parlamento nazionale è riuscito, senza parlare di stipendi, a disaffezionare la gente. Perché? Perché hanno tolto le preferenze. La gente che va a votare se il parlamentare lo sceglie il segretario di partito. No, sono problemi seri. Abbiamo capito che i suoi figli non l'appoggiano, avvocato, o sbaglio? Sono problemi seri, ha ragione, sono problemi seri, però insomma bisogna anche... Scusi, ma lei è sbaddoso? Ci piace giocare? È sbaddoso. Penso che pensi ai suoi figli per chi voteranno. Ecco, no, invece volevo chiedere... Ancora non votano, fortunatamente. Sì, quindi... Luca, prego. Se sei d'accordo, volevo fare un giro con l'Ipera, ma anche e soprattutto direi anche con Burtone e con Messina, per essere anche di però... Paola collegato, un po', e anche di Paola, chiaramente, sì, l'avevo dimenticato per un attimo, di essere comunque chiari, perché nel caso specifico su Catania, visto e considerato che ormai passando i giorni, le settimane, la campagna elettorale entrerà davvero nel vivo, capire effettivamente in maniera contingente a quelli che sono i problemi che ricordava bene Maglio Messina prima, economici nella città di Catania, per evitare di far fare politici false promesse ai cittadini in campagna elettorale. Possiamo dire cosa davvero a Catania chiunque salirà nella poltrona più ambita di Palazzo degli Elefanti, cosa poi davvero potrà fare considerata la situazione economica difficile che c'è in questa città, Luca? Hai fatto la domanda, prego. Burtone, Sì, Messina, Di Paola. Io sono sindaco di un paese, quindi so che l'attività amministrativa si muove sui vari ambiti. Ho detto che il comune è chiamato ad erogare servizi. Scusi Burtone, se la interrompo un attimo, giusto per fare una parentesi. In queste ore proprio l'ANCI ha ribadito ancora una volta, e per chi non lo sapesse, insomma, lo può testimoniare Burtone, ma anche Maglio Messina che ha fatto il sindaco e il consigliere comunale,
mancano i soldi per assumere il personale nei comuni. Il personale diciamo, quello importante, i dirigenti, il personale tecnico, cioè quello che poi manda avanti la macchina amministrativa. Io non nascondo che ci sono problemi e ogni giorno è difficile amministrare, anche perché gli enti locali sono chiamati ad avere alcune funzioni e debbono esplicitarle con le risorse che debbono arrivare dalla tassazione dei cittadini, e spesso questo non avviene, quindi il mancato introito deve portare poi i comuni a fare degli accantonamenti. La penuria di risorse c'è, così come manca il personale, però dobbiamo capire che comunque il comune, essendo la prima cellula dello Stato, deve dare alcuni servizi. Li può dare, ci sono ora opportunità nuove, il PNRR ha dato la possibilità di investimenti che stiamo man mano portando avanti, c'è la possibilità anche di assumere alcune figure specifiche per un periodo di tempo, innanzitutto coloro i quali debbono preparare i progetti, l'analisi dei costi, quindi io dico che comunque un ente locale può e deve svolgere una funzione che io credo indispensabile, anche perché le comunità hanno problematiche specifiche. Catania, non c'è dubbio, c'è tutta una sfera che afferisce alle problematiche sociali che debbono vedere la centralità del comune. È solo il comune che può intervenire in tal senso, non lo può fare neppure la regione. Dubbio, però io credo che per appassionare anche i cittadini diciamo, a questa cosa, cioè a questa vita politica, è chiaro che certamente i partiti non stanno facendo la loro parte. Io immagino, così come è avvenuto in passato, non c'è dubbio. Dico, avere già un candidato, una faccia, un volto che rappresenta insomma un'area politica, una coalizione, sarebbe utile anche per cominciare a porsi degli interrogativi, a porre delle domande a una persona specifica, se no resta tutto così molto... No, io su questo convengo, cioè che ci sia un ritardo da parte dei partiti è indubbio. In questo momento c'è tutto un fronte progressista che sta discutendo sui temi da portare avanti. Sarebbe stato più giusto avere già un candidato che si proponesse alla città. Purtroppo le problematiche ci sono interne ed è inutile nasconderle. Noi abbiamo attualmente in corso anche una procedura per dar vita ad un nuovo assetto nazionale, il nuovo segretario nazionale, quindi credo che con dignità bisogna ammettere che siamo in ritardo. Perché i cittadini vogliono conoscerle, con chi devono avere a che fare. Cioè, se no, o metti la Ferragni oppure a chiunque risulta essere uno sconosciuto. Questo è così, non si può, cioè, ogni volta, ed è sempre un tirare la corda fino alla fine. Sono l'ultimo a dover dire che ti sbagli, è inutile perché avendo fatto questa esperienza già da 6 anni, perché ho fatto una prima legislatura, ora sono stato rieletto, lo faccio con passione, con impegno, con entusiasmo ogni giorno a servizio della mia città, coniugando questo impegno anche con la mia carica di deputato regionale. So che i cittadini hanno il diritto di potersi confrontare e capire quali sono i progetti per una comunità, e i ritardi poi si pagheranno, perché con la disaffezione, perché già abbiamo visto che in alcune realtà, ma erano elezioni regionali, Luca, spero e mi auguro volevo proprio un flash a Di Paola e a Burtone, chiedere se al di là della nuova segreteria nazionale del PD che ci sarà a breve con o la Bonaccini o la Schlein, però volevo chiedere, c'è il rischio che anche alle amministrative siciliane, che interesseranno oltre quasi 129 comuni, quasi 130, il centro-sinistra possa arrivare frammentato, come è successo per loro, disgraziatamente va detto, nelle ultime esperienze amministrative e anche nazionali? Cioè, nelle città, penso a Catania, penso a Trapani, potrà arrivare anche un centro-sinistra ancora diviso, o si sta davvero lavorando per dare una nuova pagina di unità a questo schieramento che già i suoi problemi ce li ha a prescindere? Io penso che su Catania questo lavoro lo si stia facendo. Ci sono tra l'altro anche delle componenti che sono anche esterne alla politica, però che si riconoscono nello schieramento, che stanno ragionando intanto sui temi da portare avanti.
penso che conseguenzialmente la scelta debba essere di tutto lo schieramento del centrosinistra, e quindi quello che mi auguro è che non ci siano pregiudiziali, devo andare in pubblicità. nella scelta del candidato, Di Paola. si possa scegliere con un metodo democratico che è quello poi delle primarie. Vai. Di Paola. Non sentiamo di Paola. Su Catania si sta lavorando per stilare un programma, è da settimane che comunque si organizzano tavoli tematici, sono coinvolti il Movimento 5 Stelle, altri partiti, anche il Partito Democratico e molti contenitori civici. Ovviamente poi bisogna fare sintesi sul nome di un gioco e su una squadra. Noi non siamo per nulla favorevoli alle primarie, visto quello che è successo qualche mese fa. La sintesi deve essere una sintesi politica dove nessuna forza politica deve prevaricare l'altra per imporre per forza un candidato. Il candidato deve essere la sintesi dei gruppi che in questo momento stanno facendo un percorso. Io sono convinto che massimo entro 10 giorni stileranno un programma, perché è ovvio che poi il candidato a sindaco e la squadra deve portare avanti un programma, e io sono convinto che il candidato a sindaco uscirà fuori dalla sintesi di quei gruppi. Possiamo dare un'esclusiva a questa trasmissione? Dico, Barbagallo ci ha anticipato che si dimetteva e per dove sceglieva di andare. Dico, può lei anticiparci stasera che la candidata per 5 Stelle è lo vuol dire lei? Lei non vuole parlare, dico, è una donna, inizia con la C, dico che ha avuto il via libera da Conte, è così o no? Lo possiamo anticipare? Noi siamo stati ai tavoli senza fare nessun nome. Cioè noi siamo arrivati... Luca, la sintesi la fa solo un partito. Sì, dopo la pubblicità un attimo libera. Grazie. Allora, chi è? La Catalfo? È la Catalfo? Lui, no? Scusa, non vuole parlare di Paolo stasera. Io faccio sempre il babbo in questa trasmissione, però insomma il ruolo mi impone questa. Pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, abbiamo lasciato, prima di andare in pubblicità, Di Paola che ci dava un nome, no? Alessandro Porta. La Catalfo! Di Paolo ce lo vuole dire questo nome o no? L'ex ministro Catalfo! Chi l'ha detto questo? Allora, il nome deve uscire dalla sintesi dei tavoli, cioè il Movimento 5 Stelle non impone nomi. Però Di Paola così non è una sintesi se dura poi tanto tempo. Una sintesi significa... No, sembra la corazzata Potionchi. No, non durerà per tanto tempo perché ci siamo dati comunque un limite. Al massimo entro i prossimi 10 giorni, 15 giorni, io sono convinto che uscirà fuori il programma e la sintesi di una squadra. Io di questo ne sono più che convinto, ma il nome deve uscire dagli incontri che stanno facendo in questo momento le forze politiche. Ma potrebbe essere la faccio io la sintesi. la Catalfo, no? Fermo, abbiamo il tempo limitato. Potrebbe essere la Catalfo, così come potrebbe essere Emiliano Abramo. Si devono incontrare. I candidati possono essere anche altri, non è detto che siano due nomi. Insomma, noi riteniamo che non ci debbano essere pregiudiziali, questo è chiaro. E Giancarlo Cancelleri, io spero che la discussione sia una discussione seria, per cui non si dica è questo e basta. Se la discussione è la sintesi, non ci debbano essere, credo non ci debbano essere pregiudiziali. Luca, quindi sostanzialmente la domanda fatta prima non ha avuto risposta, perché se alla fine il fronte progressista sta pensando per tirare fuori un nome tra Abramo, Cancelleri e nel frattempo magari Enzo Bianco proverà a ricandidarsi per l'ennesima volta, e alla fine il centrosinistra comunque arriverà diviso per il piacere del centrodestra. Se magari vediamo la faccia, il viso di Manlio Messina sorridente, no scherzo ovviamente. Allora Manlio Messina, fagli la tua domanda a Manlio Messina, dai Alessandro, guarda come ride. Manlio Messina, dico, ci vuoi anticipare che questo candidato così, diciamo, del centrodestra, dico? No, anticipare, più candidati, non si può anticipare una cosa che non si sa, si sta lavorando. Quello che posso dare per certo è che il centrodestra cammina compatto anche in questo caso, e anche noi stiamo facendo una sintesi su alcuni nomi che sono di grande prestigio, a mio modo di vedere le cose, e che daranno la possibilità a Catania di avere un buon amministratore, un buon governo per la città. Però ancora il nome è Ma è vero prematuro. che Schifani si sta occupando personalmente lui di questa cosa?
Ha preso le redini in Non ho mano. idea cosa fa Schifani, cosa faccia c'è per scritto sul conto. giornale. No, Questa è la verità, non è il giornale. Allora, i nomi. Schifani e Chiedigli anche tu i nomi. Forza Italia sta facendo la sua Presidente della parte. regione anche. Chiedigli no? i nomi. Sì, No, assolutamente. Alessandro, hai fatto tutto quello il ganzo, come si dice, col centro-sinistra. Ci Adesso vuole vai un in anticipo, dico, tutti i partiti l'hanno fatto, dico, non ce lo vuoi dare? No, ma Devi non l'ha uscire i fatto nomi, nessuno. quindi- Esatto, no. Non l'ha fatti nessuno i nomi, perché dobbiamo fare una fare... domanda a Burtone? Prego, libera. Perché tutti i miei contraddittori questa sera continuano a pensarlo in un certo modo. Noi stanno facendo riunioni, io rispetto le loro idee per carità, ma pretendo che rispettino anche le mie idee. Giusto. Detto questo, faccio una domanda a Bertone e una preghiera a Manlio Messina. La domanda a Burtone: le strade di Militello sono di destra, di sinistra o di centro? Prima domanda. Al signor Manlio Messina, che considero amico, ma non c'entra la politica. Tu sei stato assessore al turismo, hai detto tantissime volte la Sicilia è votata al turismo. Io che non viaggio più come quando ero giovane, mi capita più spesso di camminare per la città, il centro storico Catania. La domanda libera, siamo in La chiusura. domanda è questa: dobbiamo fare qualcosa, fai qualcosa, non è una domanda, è un invito. Fai qualcosa perché a Catania si apre il casinò, in bel Corso Italia dove c'è Villa Manganelli. Perché in Italia i casinò devono essere solo a Venezia o a Sanremo, sapendo che il casinò è un'attrazione turistica bestiale? Grazie Manlio. Prego. Allora, Burtone, le strade immagino di no. Rispondi veloce a Burtone. Le per cose favore, perché- concrete non hanno una colorazione politica. Grazie. È l'ispirazione politica però che porta Grazie. poi ad affrontare le questioni concrete. Si scelgono, si fanno delle priorità, ci sono delle scelte e quindi un'amministrazione poi si caratterizza. Io ho cercato di caratterizzare la mia amministrazione comunale partendo da una scala di valori che io Allora, considero essere patrimonio un attimo, della Burtone, mia, perché ho del mio 2 schieramento minuti. politico. È una domanda. Scusate, fermina. Allora, si è parlato, lo chiedo a Manlio Messina, si è parlato di nomi, circolano nomi di sindaco di Catania. Razza in questo momento sembra quello, diciamo, il profilo quantomeno adatto dal punto di vista amministrativo. Va bene o no? Diciamo, Guardi, tutti i nomi vanno bene, nel senso i nomi che si stanno facendo sono tutti nomi, come dicevo prima, di grande prestigio, ognuno per la propria esperienza, ognuno per la propria capacità. Ruggero Razza è uno dei nomi che il centrodestra sta vagliando. gli altri quali sono? Per quanto io posso parlare per quanto riguarda Fratelli d'Italia, per quanto già riguarda penso sia- Fratelli d'Italia c'è Sergio Parisi, che è stato un bravissimo assessore allo sport e alla programmazione dei fondi europei. Tanti progetti stanno partendo e sono partiti a Catania con investimenti già portati a terra. Ci si parla anche di un primario, di Pippo Arcidiacono, un primario di cardiologia, anche lui ottimo assessore. Ecco, i nomi ci sono, non è che il tema è trovare una sintesi e soprattutto trovare una sintesi che sia espressione di un programma chiaro del centrodestra, perché poi si sta lavorando anche su quelle che sono le dinamiche, su quella che è la gestione della città. La città va amministrata, il sindaco è solo poi alla fine quello che deve tenere in piedi un'amministrazione e applicare Proprio e per questo, realizzare il le programma faccio un'altra elettorale. domanda. Questa coalizione di centrodestra è rimasta unita ovviamente alle politiche, è rimasta unita alle regionali, le comunali sono un'altra cosa, nel senso non c'è offesa se si va separati, no? Anche nel campo del centrodestra. No, guardi, dipende di che città parliamo, con tutto il rispetto ovviamente tutte le città sono importanti, Catania è un banco di prova importante, sarà la città più grande in Italia dove si vota per questa tornata alle amministrative, quindi i riflettori saranno puntati sull'esito e il risultato di Catania, a pochi mesi dal risultato delle regionali, per cui andare divisi io credo che ci sia una responsabilità Succederà, importante. però lei lo sa che in altri comuni dove si voterà il centrodestra andrà diviso. Dipende in quali comuni, in alcuni comuni probabilmente capiterà, come è capitato altre volte, ma non credo che questo possa accadere a Catania. La responsabilità di rompere il fronte del centrodestra credo che sia non una responsabilità, ma da irresponsabili rompere il centrodestra in una campagna elettorale e in un appuntamento elettorale così importante come Catania, anche e soprattutto perché Catania ha bisogno di un governo coeso, di un'amministrazione coesa, di un governo che abbia i numeri anche in aula per portare avanti le delibere, per amministrare bene questa città, e ha davvero bisogno senza di grande... tergiversare, il nome di Razza, ho detto, abbiamo fatto in premessa, è un nome in questo momento divisivo però nell'ambito del centrodestra.
No, ma io non so. No, dico, stiamo facendo un ragionamento, diciamo, con un esponente delle Fratelli. Allora, qualunque nome può essere divisivo. In questo momento è chiaro che tutti i partiti vorrebbero avere un'espressione, l'espressione del sindaco, di una persona che rappresenta quel partito. Forza Italia avrà il suo, la Lega avrà il suo, piuttosto che gli autonomisti o la DC. È giusto che sia così. È il bello anche della democrazia, che ognuno si confronta e prova a capire ovviamente quale sia. È chiaro che se il centrodestra poi decide che il candidato spetta a Fratelli d'Italia, l'epoca dei veti è finita. Quindi io vorrei ricordare a tutti e ricordare ai nostri alleati che veti non se ne possono più accettare. Sui veti si è costruita una campagna al veleno per le regionali, questo non è il tenore che noi vogliamo dare al centrodestra e alla campagna elettorale del centrodestra, perché se si cominciano nuovamente a mettere veti su candidati saremo costretti anche noi a mettere veti, cose che noi non siamo abituati a fare, non vogliamo fare. La scelta sta nel centrodestra compatto e unito, noi vogliamo dare risposte ai cittadini. Il nome sarà semplicemente la persona che secondo noi rappresenterà meglio il punto e il trade union di un programma elettorale che servirà ai cittadini per tenere in piedi questa città e portarla probabilmente a certi livelli, così come merita, immagino, Catania. Condivido, nessun veto, anche per il centro-sinistra. Questo messaggio però credo nessun mittente. Anche sul centro-sinistra nessun veto e scelta democratica. Grazie a tutti i nostri ospiti, Giovanni Burtone, Alessandro Porto, Manlio Messina, Nuccio Di Paola, Peppino Libera e Ciccio Bianco. Grazie per essere stati con noi, siamo andati un po' lunghi, succede, non dovrebbe succedere, però fatemi fare in bocca al lupo all'avvocato Libera, me lo dovete consentire, perché è persona a cui voglio bene, che stimo come professionista, ma anche come persona della società. Tanto poi lo spidiamo. Vi faccio in bocca al lupo. È chiaro che non essendo candidato di centrodestra, bisogna apprezzare il coraggio di questa scelta. Buonanotte a tutti.